pronto? Sì? Ma sta quella concorso? Oh mamma mia, prof Blasi, ma cosa vogliono da te? Io ho sentito state parlando di crisi. Sì, dalla crisi. Io a Berlusconi, quello ci va mezzo d'auto, ci va l'altro lui. Ma per favore, non ho capito. Ma guarda che si è dimesso, non è che voglio dire. Vabbè, ma non ti preoccupare, facciamo quella, visto che sta la crisi, io volevo fare un d'auto a doppia piazza, ma siccome su due curti, ne passa uno, tutti e due ci vanno quelli miei. Ce ne vuoi fare due, uno per il prof e un altro per... uno solo, quelli sono curti, ci vanno tutti e due. Li mettiamo insieme. Li mettiamo insieme. Ci sta là. Scusi, ma signore, ma lei chi è? Io dove stai? Ancora qua. Io mi trovo di nuovo a Paternopoli. Di nuovo? No, è lui. Io c'ho già pronta la barra, il tauto è buono. Il tauto, dai. No, ma l'ho fatto su misura con la radiolina dentro. Ma chi è questo? Con la radiolina addirittura. Sì, perché lui scusami, Mina, chi è? Radio, capito? Me lo fa sentire poi quando muore, se si lamenta. Mina, ma scusi, lui ma praticamente... chi è? Sono stato un po' assente, ma cosa? Sono cambiate le cose, vedo che c'è qualcuno che è un tautaro qui. Bravi, sono trasportato su che siamo un po' in crisi, qua i morti non muoiono. Ma non ho capito perché vuole far morire proprio il nostro prof. Ma no, io perché vedo l'età, capito? Io ho tutta l'anagrafe a casa. Ho capito. Allora io passo per se tengo le X vicino a casa, e qua ci sta, però questo non muore. Vabbè, dai. Senti, ragazzo giovane, pseudo giovane, vecchio, non so. Ma ti dice un po' che è veleno, ma no, non dica queste cose, per favore. Io arriverò a scendere pure a pure, qua sto momento di crisi. Io già mangiavo pure a casa. Ma non ho capito. Io capisco che lei sta attraversando un momento difficile, non solo lei, ma non solo io, qua nessuno muore. Ma perché vuole far morire il prof? Ma non è che avessi morti se stanno sotto un letto. Cazzo si fa, io passo per casa e bussa. Ma perché no? Ma visto che ce l'avete voi la ditta di tautari lì, ma perché non cominci da te? Poi io porto la macchina. Ma non ti preoccupare. Ma tanto io ti porto. Ti mandiamo noi il nostro amico Marino. Senti a me, ti porto tutto il paese. Partiamo da casa tua e andiamo tutto il paese. No, io ti ringrazio. Ti faccio fare le stesse tappe che fai da vivo. No, grazie. Ti faccio risparmiare, senti a me. Tu te ne pentirai poi. Senti a me, io te lo porto. Ma questo ti metti dentro, lo provi. Senti a me, ti fai una nottata in bianco te. Lo provi e domani mattina ti vengo a trasportare. Ma come? Ma dai, va bene, dai. Però dato che io... Semplice. Scusa, io ho bisogno di compagnia. Una bandarella piccola con la musica, 5-6 persone con il clarinetto, facciamo pure la banda musicale. Scusa, io ho paura di essere solo. Prezzo, non ti preoccupare. Se mi fai compagnia tu, probabilmente lo proviamo. Io ti porto, io sono ditta. No, io ti lascio là e me ne vado. Tu devi stare con me. Voglio vedere la bontà del tuo prodotto, scusami. Sì, io una volta che ti ho chiuso, se c'è qualche problema. No. Ma ti lamenti, vieni indietro, non ti risparmiamo i soldi. Allora facciamo così. Una volta chiuso, puoi fare quello che vuoi. Allora tu lo provi prima tu e dopo lo provo io. No, io non posso provare. Vabbè, allora non posso provare neanche io. È normale che dico che è buono, lo devo provare. No. Dai Angelo, ha ragione pure lui. Va bene, dai, grazie. Senti a me, ti chiama Angelo Curto, no. Io me lo porto là alla radio, lo lascio là, ti fai sta nottata e poi mi pensa per il domani. Fai una cosa buona, perché lo vendiamo alle pizzerie napoletane, fanno pure la pizza. Hai visto come esce bene, chi sta contenendo come esce la pizza, no? Andava la pizza RC, quella sarà ancora buona. Va bene, ciao. Signori, avvisatevi se è buone. Va bene. Tieni. Va bene. Vabbè, Angelo, purtroppo anche lui deve vivere. Sì, ma fammi fare un detto latino, come dicevano, ab inizio rattatio vallorum omnia mala fuga. Va bene.